Mix di conferme e volti nuovi. Mario Conte presenta la sua nuova giunta e avverte le segreterie di partito. La politica stia fuori dal palazzo. 7 gli assessori, a gennaio arriverà l'8º, sarà un super tecnico donna. Le new entry, Fratelli d'Italia esprime Gloria Sernagiotto all'istruzione, Rosanna Vettoretti al commercio, la Lega punta su Riccardo Barbisan per il bilancio, grande escluso Cristian Schiavon. Alessandro Manera è il nuovo vice sindaco e aggiunge la delega allo sport. De Checchi passa all'urbanistica, riconferma piena per Tessarola al sociale e Zampese le opere pubbliche. Omicidio di Anica sul Piave, dall'alba carabinieri e vigili del fuoco al lavoro per recuperare quanti più elementi utili. L'avvocato del compagno dice è sconvolto, vuole la verità. La tragedia di Miriam Ciobano, travolta e uccisa a Pieve del Grappa, chiusa l'indagine, il 23enne alla guida dell'auto sfrecciava a quasi 160 km all'ora, aveva bevuto ed era sotto effetto di droga. Ieri l'incendio di Salgareda, oggi ancora fiamme, stavolta in un'azienda di Macerata sul Piave, a provocare l'errore un saldatore. Anziano di Borso il Grappa, colpito da malore mentre lavora dietro casa, è stato salvato dai suoi cani da caccia che abbaiando hanno dato l'allarme alla moglie. Libertà di stampa e querele bavaglio tra i temi del direttivo del sindacato giornalisti del Veneto, la presenza della neoeletta segretaria Alessandra Costante che dice lo stalking a mezzo stampa, ipotesi stranissima e indimostrabile. Un post per dire basta alle fake news sul suo seno, la showgirl che abita a Mogliano affida ai social una perizia medica per mettere fine alle polemiche di anni. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso e dunque c'è la politica in primo piano, l'avete visto, l'abbiamo raccontato in diretta questa mattina nella nostra prima edizione, in primo piano dunque la nuova squadra, la nuova giunta di Mario Conte. Abbiamo da poco fatto una riunione con la nuova squadra alla quale ho chiesto impegno e che la politica rimane fuori dal palazzo. Noi siamo qui a rispondere alle esigenze della comunità trevigiana, che è l'unico partito di riferimento all'interno di questo palazzo. Il nostro partito di riferimento sono i cittadini trevigiani, tutti, quelli che ci hanno votato, ma soprattutto quelli che non ci hanno votato. Il primo messaggio, tutt'altro che sotto traccia, sembra indirizzato alle segreterie di partito. Prima dei simboli vengono i cittadini, dice Mario Conte, presentando la nuova giunta di Casugana, che comunque tiene inevitabilmente conto degli equilibri interni al centrodestra emersi dalle urne. Con una giunta mista tra riconfermati e new entry, una giunta equilibrata che dà risposta a quelle che sono le sensibilità e le esigenze di tutte le liste che mi hanno sostenuto e quindi ci sono tutti i presupposti per andare avanti. Le due new entry in senso assoluto arrivano dalle file di Fratelli d'Italia, Gloria Sernagiotto è la nuova assessora alle politiche giovanili e alla scuola, Rosanna Vettoretti allo sviluppo economico e al commercio. È la prima volta in giunta comunale per l'ex capogruppo della Lega Riccardo Barbisan, sue le delega al bilancio e al patrimonio. Della precedente giunta rientrano in 4 Alessandro Manera, mister preferenza Treviso, mantiene l'ambiente e il PNRR, e lui il nuovo vice sindaco, mentre Andrea De Checchi va all'urbanistica e ai servizi. Opere pubbliche per Sandro Zampese, riconferma piena al sociale per Gloria Tessarolo. Manca un assessorato che diventerà operativo solo a partire dall'inizio del 2024. Primi indizi, sarà una donna e il suo profilo rigorosamente tecnico. Sarà un assessorato specifico su dei temi che io andrò a valutare da qui a dicembre che necessitano di un maggiore supporto da parte dell'amministrazione. Sindaco che al momento tiene per sé polizia locale, sicurezza, protezione civile, cultura, turismo, grandi eventi, ambito non banale con una Olimpiade alle porte e comunicazione istituzionale. Tutte le informazioni istituzionali o escono da me o escono dagli assessori previo accordo col dottor Francesco Vigatto. Altra delega di peso trattenuta da Conte, quella all'università. Treviso città universitaria è una di quelle deleghe che ho fortemente voluto, ma soprattutto uno di quegli obiettivi sui quali io credo molto. Deleghe specifiche saranno attribuite anche ad alcuni consiglieri comunali. Un nome c'è già e si occuperà di rapporti con le istituzioni. È una forma di ringraziamento, di stima e di affetto nei confronti del generale Iannicelli che fin dal primo giorno mi ha sostenuto in questa avventura. E questo in attesa di capire chi sarà il nuovo presidente del Consiglio Comunale convocato per il 6 giugno, quanto le priorità sono quelle di sempre, soprattutto in ambito sociale. I nostri spin doctor da un punto di vista politico sono i bambini. Noi vogliamo con grande determinazione costruire una città a misura di bambino.
Questa dunque è la squadra e anche le dichiarazioni di intenti. Avete sentito quel messaggio dalla politica da parte di Mario Conte. Entriamo nel dettaglio, vediamo innanzitutto quali sono le new entry. Un pensiero oggi non può che andare a mio papà, che ricordo con affetto, e se sono qui oggi è anche merito suo. E ringrazio il mio partito che mi ha dato la possibilità di candidarmi, ringrazio tutte le persone che mi hanno votato e ringrazio il sindaco Mario Conte per avermi dato questo grande ruolo di responsabilità. Ho delle deleghe importanti e sono a servizio della comunità trevigiana. Il primo pensiero di Gloria Sernagiotto va al padre Remo, già assessore regionale, mancato nel 2020 e fautore dell'approdo all'Europarlamento di Fratelli d'Italia. Proprio tra i meloniani Sernagiotto è risultata la donna più votata. L'altro volto espresso dal partito della Premier è quello della nota giornalista e imprenditrice Rosanna Vettoretti. Con grande sorpresa ho avuto da Mario Conte, il sindaco di Treviso, questo incarico che mi ha veramente onorata e voglio ringraziare quindi tanto Mario Conte, il mio partito Fratelli d'Italia che ha creduto in me, i trevigiani che mi hanno votata. Il mio impegno sarà questo: ascolto e lavoro, lavorerò per voi, lavorerò per l'amministrazione comunale, per soddisfare tutte quelle che sono le problematiche di voi cittadini che siete al centro di quello che sarà il mio impegno. Grazie. Già consigliere regionale e capogruppo del Carroccio Casugana, l'altra new entry del Mario Conte bis è Riccardo Barbisan, suo il bilancio. Un assessorato importante, strategico, di grande responsabilità, magari non di enorme visibilità, ma che è trasversale a tutte quelle che sono le scelte fondamentali, prima di tutto il sociale. Il nostro sindaco ormai 5 anni fa fece una promessa che nessun cittadino trevigiano sarebbe stato lasciato indietro. Questa promessa ce la prendiamo e con l'assessorato al bilancio e al patrimonio cercheremo di dare ancora a questa promessa realizzazione nei fatti. Barbisan subentra nei referati di Cristian Schiavon, che di fatto resta l'unico escluso eccellente dal giro di nomine. Schiavon, terzo più votato della Lega, al telefono non rilascia dichiarazioni. E poi ci sono i riconfermati. Guardiamo. Ringrazio il sindaco di aver scelto me, è chiaro che dovrò lavorare ancora di più per mantenere questo ruolo e cercare anche di soddisfare le sue richieste dal punto di vista delle nuove deleghe, peraltro anche lo sport, che sicuramente è una delega molto importante su cui noi crediamo molto perché è il frutto di rilancio di molti giovani che devono trovare nello sport una via anche di uscita da tante situazioni difficili. Fa sua pure la delega allo sport Alessandro Manera, anche se la partita più complessa resterà quella del PNRR, che per Treviso vale oltre 130 milioni di euro. Siamo nei tempi, rassicura più volte il nuovo vice sindaco nel corso della mattinata. Manera vede così aumentare il suo peso specifico, subentrando nel ruolo che era di Andrea De Checchi, che va all'urbanistica e ai servizi. Portabandiera di Forza Italia, De Checchi garantisce sulla solidità dell'alleanza. La variabile del Mario Conte bis, del resto, è la presenza in giunta di Fratelli d'Italia. Assolutamente buoni, come sono sempre stati. Non è preoccupato? No, per nulla, ci mancherebbe, assolutamente. Il centrodestra è un movimento assolutamente compatto in tutte le sue anime e sono convinto che anche vedendo la caratura dei colleghi che sono entrati in giunta ci sarà assolutamente affinità, ma non c'era mai stato alcun dubbio in questo. Continuare e portare a termine le cose fatte, il mantra di Zampese e Tessarolo. Dal mio punto personale mi adopererò sempre con più impegno proprio per cercare di portare avanti le opere pubbliche, quelle che abbiamo iniziato e quelle che abbiamo in programma di fare. Continua la pedalata, vuol dire che abbiamo fatto bene, il sindaco ha fiducia, il programma elettorale era molto chiaro e quindi sul sociale continueremo a investire con coraggio, come ha detto il sindaco, ma anche con la capacità di adattarci al momento, perché i 5 anni che abbiamo passato con una crisi economica prima, la pandemia e poi la crisi energetica e la guerra ci hanno insegnato che nulla è stabile. Lasciamo Treviso ma restiamo alla politica e parliamo dei rapporti non sempre, anzi non idilliaci, diciamo, tra Fratelli d'Italia e Lega. Lo abbiamo già raccontato anche parlando di Treviso, ma anche in chiave regionale, proprio mentre in queste ore, l'abbiamo visto nel telegiornale del Veneto, si parla dell'espulsione del consigliere regionale
Fabrizio Boron dalla Lega, e una delle sue ultime uscite, anzi l'ultima uscita da consigliere regionale della Lega era stata a Ring lunedì. Parliamo ancora di Ring. Ieri sera le parole dell'esponente del Carroccio, nonché sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, che ha detto: nessun militante leghista voterebbe un candidato di Fratelli d'Italia per il centrodestra alle regionali 2015. C'era presente anche l'esponente meloniano Fabio Crea. Sentite. È una partita particolare all'interno della coalizione di centrodestra perché se ci sarà il candidato di Fratelli d'Italia, che giustamente chiederanno loro, e dove noi assolutamente non siamo d'accordo, da Veneti, bisogna vedere se i nostri corrono, cioè è un po' complicata la partita in Veneto. Io vedo che c'è un buonissimo candidato, ci sono tanti candidati interessanti, e dopo cioè lei dice se mettono uno di Fratelli d'Italia i vostri non corrono. Crea, sentito? Qua dipende. Cioè non è mica una cosa da poco, cioè uno dice se il candidato non dovesse essere più Zaia ma uno di Fratelli d'Italia, i nostri... Nessuno ha chiesto a Crea se si candida lui, perché non si è candidato. No, fai fatica, cioè, io parlo con i militanti, cioè io parlo con i militanti della Lega. Allora, i nostri non corrono. Crea, Lorenzoni mi perdoni, ma noi tra l'altro dobbiamo salutare Crea tra poco, ma su questo mi sa mica da poco. Allora, le dice Bano, se il prossimo candidato governatore dovesse essere espressione di Fratelli d'Italia, i nostri fanno fatica a votarlo. Ha sentito? Diciamo che la rubrico come provocazione politica, Fabio, simpatica di Marcello Bano. Dai, se no dovrei parlare quasi di un'estorsione politica. No, dai, lo sai. Devo dire che fortunatamente le decisioni non spettano né a me né a Marcello Bano, vedi. Ma aspettano a livelli ben più alti. Sorrisi che però nascondono comunque le tensioni che restano anche in chiave regionale. Adesso apriamo la pagina della cronaca e ripartiamo dall'omicidio di Anica Panfile, perché stamattina sul Piave dall'alba carabinieri e sommozzatori dei Vigili del Fuoco al lavoro per recuperare quanti più elementi utili, e sono stati recuperati. Guardate. Sono le 6 del mattino quando in via del Fante a Spresiano arrivano i carabinieri del nucleo investigativo per effettuare un sopralluogo lì dove lo scarico del canale della Vittoria sbocca nel Piave e dove si presume che il corpo di Anica Panfile sia stato trasportato dalla corrente nel fiume dopo essere stato gettato dal ponticello lungo la strada. Qui una pattuglia dell'Arma ha piantonato la zona tutta la notte dopo il parziale svuotamento del canale per attenuare la spinta dell'acqua e rendere più visibile il fondale. Circa 45 minuti poi le auto ripercorrono a ritroso il sentiero lungo il canale per lasciare posto di lì a qualche ora ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco chiamati a scandagliare il Piave fino al punto in cui il corpo è stato ritrovato. Ricerche certosine fino a mezzogiorno e dal fondale sono riemersi una felpa grigia, delle chiavi, un accendino e un paio di occhiali, oggetti con tutta probabilità appartenenti alla giovane mamma trovata morta il 21 maggio. Nessuna traccia del telefono, ma gli inquirenti, anche senza l'apparecchio, stanno ricostruendo il traffico telefonico e messaggistico della donna, esclusa però la chat di WhatsApp a cui non è possibile risalire. Ad assistere all'ispezione del fiume illegale a cui si è affidato Luigino De Biasi, compagno di Anica, l'avvocato Fabio Amadio. È tutto interesse del signor De Biasi che le cose vengano alla luce e si scopra veramente quello che è successo. Lui in questo momento è nella situazione dell'uomo che ha perso la moglie, la compagna nel suo caso, e che non sa cosa sia successo. E questo qui per lui è una cosa terrificante. Con l'incognita della sorte dei 4 figlioletti di Anica. Per quanto so io dovrebbe essere stato nominato un procuratore speciale per i bambini. Il signor De Biasi è veramente interessato ad avere i bambini con sé. Non so se il padre li voglia portare via o meno. Mi sembrerebbe una cosa abbastanza logica che un padre volesse tenere con sé i figli se li avesse avuti sempre con sé. In questo caso non lo so, dovrà decidere il tribunale.
Gli inquirenti non confermano né smentiscono la notizia del filmato delle telecamere di videosorveglianza di Arcade che mostrerebbe la 31enne salire su un'utilitaria scura il giorno della sua scomparsa, ma dal quale non si riuscirebbe a leggere la targa della vettura. Procedono gli esami del DNA sui vestiti della donna e sotto le sue unghie. Quanto alla vasta ferita che il viso presenta nella zona occipitale sinistra, Anika non l'avrebbe rimediata cadendo o sbattendo contro qualcosa, ma sarebbe stata causata da un colpo inferto con un oggetto piatto non tagliente che rimane da individuare. E poi c'è il giallo di una donna scomparsa da Fontanelle, Anna Prizzon, di 53 anni, che vediamo nelle immagini, alta 1,70 m, corporatura normale, con capelli di colore castano scuro e occhi verdi. È scomparsa dal 16 di maggio, è stata avvistata a bordo di un treno Frecciarossa diretto da Conegliano a Roma e ha fatto perdere le sue tracce. Chiunque avvisti la donna o possa riferire informazioni utili ai fini delle ricerche attualmente in corso è pregato di contattare il 112. Intossicato mentre tinteggiava all'interno di un pozzo, grave un uomo a Fonte. Si trova in gravi condizioni l'uomo intossicato da vapori di benzene mentre stava tinteggiando con vernice l'interno di un pozzo 4 metri sottoterra. Si trovava nel pozzo quando a causa dell'inalazione dei vapori ha accusato un malore. L'uomo è stato trovato dai familiari in stato confusionale e impossibilitato a risalire sullo stretto passaggio. I familiari hanno prontamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari della Pedemontana Emergenza e i vigili del fuoco. L'area interna al pozzo, colma di vapori tossici, ha reso complicate le operazioni di salvataggio dell'uomo. Allestito prontamente un cordone di sicurezza per far scendere gli uomini del soccorso e portare ossigeno all'intossicato. Imbragato e accompagnato in superficie, l'uomo è stato trasportato dall'Eli Soccorso all'ospedale di Castelfranco. Investita, uccisa a Pieve del Grappa la notte di Halloween 2022, parliamo della tragedia di Miriam Ciobanu. Chiuse le indagini, si va verso il rinvio a giudizio del 23enne che la travolse con la macchina a 160 km/h. L'impatto devastante, un volo di un'ottantina di metri, travolta ed uccisa Miriam Ciobanu, 22 anni, un incidente che aveva sconvolto la comunità intera. La giovane stava tornando a casa a piedi nel cuore della notte, si trovava probabilmente nei pressi della linea di Mezzeria quando è stata falciata dall'auto. Ora la procura ha chiuso le indagini preliminari, l'investitore Alessandro Giovanardi, 23 anni, sfrecciava a 158 km/h. Un missile che non ha lasciato scampo alla ragazza. L'automobilista dovrà rispondere di omicidio stradale aggravato dalla violazione di plurime norme di circolazione. In particolare è stato contestata una velocità eccessiva, stimata dal perito in 158 km/h in un tratto in cui vigeva il limite dei 60 km/h e per di più in ora notturna, e su tratto non illuminato. È stata anche contestata la violazione della normativa per quanto riguarda l'assunzione di alcol e l'assunzione di cannabinoidi. Miriam quella notte tra il 31 ottobre e il 1 di novembre aveva discusso con il fidanzato ed aveva deciso di rientrare nella sua abitazione a piedi. La tragedia lungo via Vittorio Veneto alle prime luci dell'alba. Il dolore della famiglia di Miriam, lo shock degli amici. Il 23enne aveva un tasso alcolemico di 1,33 ed è risultato sotto l'effetto di cannabinoidi. La Marca rimane una delle province dove si registrano più incidenti stradali, anche mortali. Sicuramente, come ho già detto in altre occasioni, è una delle più grosse piaghe sociali del Trevigiano questa. L'appello rimane sempre lo stesso, quello di mettersi alla guida con responsabilità, rispettando le norme del codice della strada. Ovviamente sì, però evidentemente chi lo fa pensa che a lui non possa succedere, ma può succedere a tutti. Abbiamo raggiunto al telefono la mamma di Miriam Ciobanu, sentiamo cosa ci ha detto. Assolutamente come la prima volta, per me il pensiero resta lo stesso in merito. Resta lo stesso. E anche nei riguardi di Alessandro. Dispiaciuta, so che poi la legge farà il suo corso, purtroppo ha sbagliato, ma il mio pensiero personale resta lo stesso.
Come allora senza rancore, capace di perdonare chi le portò via la figlia a soli 22 anni. Laconica e lapidaria, chiusa in un dolore che non si può neanche descrivere. Non si sbilancia Adriana Ciobanu, la mamma di Miriam, la giovane travolta da un'auto e uccisa all'alba del 1° novembre scorso mentre rincasava a piedi. Chiuse le indagini con la conferma dell'assunzione di droga e alcol e l'alta velocità sostenuta dal 23enne di San Zenone degli Ezzelini alla guida del mezzo che la investì resta una piaga incolmabile, inaccettabile, che non si rimarginerà mai più. E il pensiero di questa donna corre nel senso alto della pietas anche alla famiglia dell'investitore. Anche perché dice nulla potrà ridarle indietro Miriam. Assolutamente no, e sicuramente si trova anche un'altra famiglia distrutta, non solo la nostra ma anche la loro. C'è rabbia da parte sua? Assolutamente no, non c'è stata né subito né adesso a distanza di 6 mesi. Ieri l'incendio di Salgareda, oggi ancora fiamme, stavolta in un'azienda di Maserata sul Piave a provocare l'errore di un saldatore. Dove l'acqua? Un po' di l'acqua, E durante un'operazione di routine, un operatore per errore umano facendo una saldatura ha preso fuoco un piccolo rivestimento in PVC e che è stato subito spento. Il problema è che le fiamme sono arrivate sulla guaina del capannone e ha preso fuoco la guaina del capannone sopra il tetto, basta. I pendenti sono state evacuate. Di sicurezza sono state attivate, è stata fatta la conta delle persone, non c'è stato nessun tipo di incidente di altro tipo. La zona è stata messa subito in sicurezza, il problema è stato che il rivestimento della copertura ha preso fuoco e questa poi si è propagata. È così che una nube di fumo nera si è elevata in mattinata poco dopo le 10 dallo stabilimento dell'azienda Mion Ventoltermica, ditta specializzata in impianti di aspirazione industriali. A raccontarlo è lo stesso titolare, Paolo Mion. In via Dolomiti a Maserata sul Piave sono subito arrivati uomini e mezzi dei vigili del fuoco. In un'ora la situazione è rientrata nella normalità. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco, sindaco. Abbiamo allertato l'ARPA per essere sicuri che non ci fossero problemi di inquinamento appunto ambientale. La nuvola nera che inizialmente era salita frutto appunto di questo incendio poteva dare forse inizialmente qualche preoccupazione. Grazie a Dio oggi è una giornata ben ventilata e non ci sono state appunto situazioni particolari da questo punto di vista. L'incendio è stato anche domato in maniera molto veloce e molto pronta, per cui non posso dire naturalmente nulla di più, saranno i tecnici ARPA a dirlo, però credo che non ci siano problemi da questo punto di vista. Pochi istanti di pubblicità, poi ancora tantissime notizie dal Trevigiano. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso, parleremo di cronaca fra pochissimo, prima però parliamo delle tasche dei trevigiani, di voi trevigiani, con un'analisi della CGIL sui redditi e le variabili IRPEF in tutti i 94 comuni trevigiani, gli stipendi alle prese con il peso dell'inflazione. Dai nostri calcoli fatti sui dati della Banca d'Italia abbiamo potuto vedere che l'inflazione ha portato via al lavoro dipendente circa 2 mensilità. Qualcosa meno alle pensioni. L'analisi mostra come nel 2023, per avere lo stesso potere d'acquisto del 2014, i lavoratori dipendenti dovrebbero percepire in media 3.200 euro in più rispetto a quanto guadagnano attualmente. I redditi dal 2014 sono aumentati, ma non in modo tale da assorbire il tasso di inflazione passato dall'1,9% nel 2021 all'8,7% nei primi 4 mesi del 2023. Abbiamo visto un aumento del gettito a partire dal 2014 fino al 2021, ovviamente con un calo durante il lockdown con i redditi del 2020. Detto questo, ovviamente la forbice è ancora più divaricata del 2014, vorrei dire per i redditi bassi, perché aumentano i redditi piccoli e medi e aumentano i redditi quelli sopra i 120.000 euro.
Nella Marca la crescita maggiore del reddito si vede nei lavoratori autonomi, con un aumento medio di 25.731 euro. Per quanto riguarda invece i dipendenti e i pensionati, il reddito cresce in 8 anni rispettivamente di 1.415 euro e di 2.569 euro. Sono queste le ultime due categorie a pagare maggiormente il contraccolpo dell'inflazione. Praticamente ininfluente, invece, per le fasce di reddito alte, ovvero quelle comprese tra i 55.000 e i 120.000 euro. Data questa analisi, bocciata dal sindacato la proposta del governo di introdurre la flat tax. Mette in discussione, come dire, lo stesso trattamento, la parità di trattamento fra contribuenti, perché è ovvio che se un lavoratore autonomo fino a 85.000 euro può pagare il 15% del proprio reddito in IRPEF, in tasse, questo non succede per il lavoro dipendente. Il lavoratore dipendente ha una tassazione che parte dal 25% e arriva fino al 50%, per cui la differenza è una differenza, vorrei dire, strutturale e molto molto ampia. E sempre sul fronte lavoro, rinviato al 5 giugno dopo un confronto finito a tarda notte a Mestre, il coordinamento nazionale di Electrolux Italia, al centro gli investimenti e il futuro degli stabilimenti, anche a Susegana. Il 5 giugno è previsto questo nuovo appuntamento, noi avevamo previsto le assemblee per oggi, se ieri avessimo fatto qualche passo in più, visto che i passi non sono stati sufficienti per dare spiegazioni aggiuntive, abbiamo previsto le assemblee in tutti i casi il giorno 6. Confronto fiume a Mestre del coordinamento nazionale di Electrolux, sul tavolo il futuro degli stabilimenti italiani, tra cui quello di Susegana. La trattativa è stata rinviata al prossimo 5 giugno. Il confronto continua, ad iniziare dalla partita degli investimenti dell'azienda sull'impianto trevigiano. Si tratta di un'operazione annunciata a fine marzo che punta al potenziamento delle linee di ultima generazione installate 2 anni fa e che l'azienda subordina all'accoglimento da parte dei lavoratori di una richiesta di incrementare il numero di pezzi lavorati nell'unità di tempo. La trattativa è in corso. È complicata perché quando si chiede ai lavoratori di lavorare un 25% in più di velocità su una linea che già fa 94 pezzi, ogni lavoratore fa 94, vede 94 frigoriferi, fa la sua parte di lavoro e quindi ogni ora, non ogni giorno, lavorare 25% in più di velocità della linea è evidentemente un fatto di grossa portata su cui non siamo d'accordo, ma questo non significa, come è uscito ieri, che non ci sia la disponibilità di cercare una soluzione. I lavoratori mettono sul tavolo le loro condizioni. Se gli investimenti l'azienda decidesse di farli solo a valle degli investimenti, si andrà a verificare quale livello di ulteriore velocità possono avere queste linee. Nella trattativa le RSU hanno inserito altre richieste, come il fatto che ogni lavoratore abbia un tempo certo nel quale fare il proprio lavoro, in termini tecnici cadenziatori, e ancora una regolamentazione delle pause. Noi abbiamo chiesto uno 0,5 in più di quanto si fa adesso in percentuale di pause, il 4,5 invece che il 4%, cosa che sembra possibile trovare soluzione. Ma i lavoratori hanno chiesto anche chiarimenti sulle voci della possibile vendita di Electrolux. Il gruppo dirigente nazionale di Electrolux ha detto che non è un livello che a loro compete e che pertanto, diciamo, non avevano neanche notizie in tutti i casi. Se anche ci fosse questo livello di interlocuzione per la vendita di Electrolux, loro non ne sarebbero informati. Comunque siamo entrati all'incontro come Electrolux e siamo usciti che è ancora Electrolux, quindi stiamo aspettando di vedere le evoluzioni. Torniamo alla cronaca, la cronaca giudiziaria, oltre 26 anni di carcere complessivi per i 4 componenti della banda dei Bancomat, la richiesta del PM De Bortoli, il 26 giugno la sentenza. Sono accusati di aver messo a segno una lunga serie di furti e rapine assaltando gli sportelli di istituti di credito e uffici postali del Triveneto. Ai malviventi vengono contestati una quindicina di colpi tra le province di Treviso, Venezia, Rovigo, Pordenone, Udine e Trento nel periodo compreso tra agosto 2020 e maggio 2021. Questa mattina il pubblico ministero Massimo De Bortoli ha chiesto 7 anni, 4 mesi e 20 giorni per Nichols Garbone, ritenuto il capo della banda, 6 anni, 10 mesi e 20 giorni per Davis Cavazza, 6
anni e 4 mesi per Stefano Vago, il basista del gruppo, 6 anni, 20 giorni per Michele Cavazza. Insomma, oltre 26 anni complessivi per la banda che aveva colpito in diverse città. La tecnica utilizzata è quella della marmotta, ordigni rudimentali ma potentissimi infilati nelle fessure dei bancomat in modo da squarciarli velocemente, prelevarne il contenuto e pedarsi alla fuga. Ad agire era un vero e proprio comando, preciso l'identikit così come il curriculum criminale. La loro auto infatti era una supercar del crimine dotata di disturbatori di frequenza ma anche estintori da azionare in caso di inseguimenti. La banda aveva la sua sede operativa in un'abitazione con garage a Mareno di Piave. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Treviso, nell'operazione erano finite 11 persone, 180.000 euro il tesoretto ricavato dai malviventi. Il 26 giugno la sentenza. Potrebbe essere dimesso a breve il 59enne di Eraclea, l'abbiamo raccontato ieri, azzannato al viso da un Doberman alle 14 appunto di ieri. Era stato attaccato, lo ricorderete, quando era sceso dall'auto dopo essere entrato nel piazzale dell'autofficina in via Campagna a Bavaria, a Nervesa della Battaglia, per consegnare dei documenti. Quando ha aperto la portiera dell'auto si è trovato il cane addosso. Ora bisognerà capire se l'uomo presenterà denuncia sul posto. Si erano recati anche i carabinieri. L'episodio è stato segnalato alla procura che valuterà eventuali provvedimenti. Il cane è stato visitato dai veterinari dell'ULSS 2 che non hanno riscontrato particolari problematiche. Per ora l'animale resta con i proprietari. E c'è invece che è stato salvato dai cani, dai suoi cani da caccia. È un pensionato che era stato colto da malore a Borso del Grappa. Al campanello di casa in via Appocastello a Borso del Grappa oggi non risponde nessuno. Si sente soltanto l'abbaiare dei cani. Sono i cani da caccia di Pietro Fabian, il 76enne che questa mattina è stato salvato proprio dai suoi amici a quattro zampe. Sono agitati, cercano il loro padrone che però è in ospedale. Tutto è successo in pochi minuti questa mattina. L'anziano stava lavorando dietro casa da solo quando è stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto cadere a terra. I cani si sono accorti che qualcosa non andava e hanno iniziato ad abbaiare, attirando così l'attenzione della moglie. Era in cucina lei e lui era di dietro perché hanno la riva di dietro e sente i cani abbaiare ed è andata a vedere, guarda, è andata a vedere e l'ho visto per terra. E non so se è caduto, se è venuto qualcosa e adesso lei è all'ospedale. Se no non andava di dietro subito lei. Ha sentito i cani abbaiare e è andata giù e l'ha trovato per terra. La donna ha chiamato subito il 118 e sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM di Crespano. Dopo le prime cure, Pietro Fabian è stato portato in pronto soccorso a Castelfranco Veneto. Qui le sue condizioni sono migliorate. Il 76enne si sta lentamente riprendendo e questo grazie ai suoi due cani che di fatto gli hanno salvato la vita. Un risvolto molto positivo grazie a questo affiatamento, a questa particolare passione per gli animali, dove è veramente una simbiosi tra Pietro e i suoi cani oggi hanno veramente dimostrato quanto sia importante questo legame e gli hanno salvato la vita. Un legame, quello tra Pietro e i suoi cani da caccia, che da oggi ha un valore ancora più intimo e profondo. Cambiamo argomento, tempo di bilanci per Stefania Niro, dirigente della Polizia di Frontiera all'aeroporto Canova di Treviso, che lascia dopo 35 anni di servizio. L'ufficio Polizia di Frontiera opera quotidianamente, costantemente, con un numero elevato di attività di polizia giudiziaria che viene svolta quotidianamente. 111 arresti per documenti falsi, 56 ordini di cattura, 286 respingimenti alla frontiera. Numeri importanti quelli delle operazioni eseguite dalla Polizia di Frontiera a partire dalla riapertura dell'aeroporto Canova dopo la lunga chiusura a causa del Covid. Un lavoro attento che Stefania Niro, dirigente della Polizia di Frontiera Aerea, ha seguito per ben 13 anni. Dopo 35 anni di carriera, la dirigente andrà in pensione. Un servizio iniziato a Roma, città dove è nata, proseguito poi in Veneto e nella Marca, che l'ha portata ad essere dirigente della Polizia di Frontiera Aerea. 13 anni all'aeroporto Canova, che il vicequestore racconta così. L'aver potuto trovare sempre le porte aperte in generale, sia da parte nostra ma anche da parte degli altri enti aeroportuali, tutti
indistintamente, ci tengo a dirlo, dalla società di gestione, le guardie particolari giurate, la Guardia di Finanza, l'Agenzia della Dogana, tutti coloro che lavorano dentro un aeroporto. C'è sempre stata una grandissima collaborazione che ci ha permesso di poter risolvere sempre ogni problematica che poteva succedere all'interno dell'aeroporto. Quindi io sono onorata di aver potuto dirigere questo ufficio di polizia di frontiera. La principale attività della Polizia di Frontiera è quella del controllo in arrivo e partenza dei voli extra Unione Europea, che negli anni hanno comportato un numero consistente di operazioni. L'ultima, in ordine di tempo, una delle più significative per la dirigente Stefania Niro. L'ultimo è stato l'episodio di una signora con doppia cittadinanza, arrivata qui sia israeliana che americana, arrivata da Tel Aviv, purtroppo aveva un ordine di cattura che non potevamo non eseguire. Fu una giornata molto intensa nel cercare sia di rassicurare la signora e di darle la massima assistenza, sia nel cercare di contattare le autorità straniere che finalmente il giorno dopo siamo riusciti a contattare e a risolvere. A giorni il nome di chi prenderà il suo incarico di dirigente all'aeroporto Canova. Adesso parliamo di giornalismo, di libertà di stampa e di querele bavaglio. Si è discusso anche di questo al direttivo del sindacato giornalisti del Veneto, la presenza della neoeletta segretaria Alessandra Costante. Direttivo del sindacato giornalisti Veneto a Padova alla presenza della segretaria nazionale Alessandra Costante, eletta da qualche mese a capo della Federazione Nazionale della Stampa. Un'occasione per discutere del ruolo dei giornalisti. In discussione in Senato in queste ore ci sono varie proposte di legge di riforma relative alla diffamazione a mezzo stampa, reato che prevede come pena anche il carcere. Una riforma che arriva dopo 2 sentenze della Corte Costituzionale che obbligano il Parlamento a legiferare. Tolgono il carcere, poi mettono delle sanzioni esagerate per quanto riguarda le condanne per diffamazione, che sono tali, perché quando si parla di 50.000 euro è una sanzione tale da impedire a un giornalista precario, ad esempio, di fare bene il proprio lavoro, perché si autocensurerà. Noi continuiamo a chiedere che quando ci sono delle querele bavaglio, in presenza di querele bavaglio, ci sia anche una norma che imponga al querelante di dover versare almeno il 50% di quello che ha richiesto al querelato. Il 99% delle querele verso i giornalisti vengono comunque archiviate e per la stampa ora si profila un nuovo reato, quello di stalking. Lo stalking è una cosa stranissima, l'abbiamo ereditato dagli Stati Uniti. Dagli Stati Uniti importiamo tante cose, anche le fattispecie giuridiche più strane. Lo stalking nei confronti di da persona a persona è la cosa più indimostrabile del mondo. Voglio vedere se invece è dimostrabile quello fatto da un giornalista a un privato. Un'occasione, quella del direttivo, per fare il punto sulla situazione della stampa veneta, con attenzione al cambio di proprietà delle testate del gruppo Gedi. Questo, se da una parte significa che i giornali non sono morti, perché molto probabilmente hanno ancora un significato, se l'imprenditoria veneta mostra tutto questo interesse, è veramente importante. Dall'altro abbiamo delle preoccupazioni perché speriamo e ci auguriamo che vengano tutelati i livelli occupazionali e anche comunque le condizioni di lavoro. Torniamo dalla Marca a Villorba per raccontarvi l'ultimo giorno di apertura a Fontana e Chiesa Vecchia per l'edicola cartoleria, un servizio che viene inevitabilmente a mancare per il quartiere. Oggi è l'ultimo giorno, con molto dispiacere, però è arrivato il momento della mia chiusura. Fontana e Chiesa Vecchia rimane senza la sua edicola cartoleria. Per il momento nessuno ha deciso di prendere il posto di Cati Zanatta, qui da 18 anni, e quello che è un servizio per l'intero quartiere viene così a mancare. È una delusione perché questi paesi stanno chiudendo, stanno morendo tutti quanti. Ci saranno solo le multinazionali. Aiutateci. E altrettanto complicato è coinvolgere dei giovani, dice, in queste attività che comportano una difficile conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. È difficilissimo, non so per quale motivo, però è difficile. Forse avranno altre idee più
più grandi, non lo so questo. Mi sono chiesta tante volte, però una risposta non l'ho mai trovata. Comunque è un sacrificio fare sto mestiere. Non è un sacrificio, perché dopo se ti piace la gente ti aiuta con le sue parole, a una parola, non è un sacrificio. Il cartello alla porta, il saluto ai clienti, tanta commozione. Non credevo una cosa del genere, io ho avuto tantissime persone che mi hanno accolto con gioia, mi hanno fatto vedere il proprio amore che non credevo, sono rimasta felice e grazie di questo posto, grazie a Fontane. Adesso andiamo a Mogliano. Sabrina Salerno affida ai social una perizia medica per mettere fine alle fake news dilaganti sulla naturalità del suo seno. La storia clinica, gli esami pregressi e l'obiettività attuale escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. Spero con questo documento di aver messo la parola fine ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni. Sono le parole che Sabrina Salerno ha affidato ai suoi social, a corredo della perizia firmata dal chirurgo plastico di Treviso, Giorgio Berna. Dopo le numerose insinuazioni sulla naturalità del suo seno, la showgirl, residente a Mogliano Veneto, ha deciso di pubblicare la perizia eseguita per attestare l'assenza di protesi mammarie e mettere fine così alle critiche di chi l'accusava di essersi rifatta. La paziente, si legge nel documento, non riferisce alcun intervento chirurgico al seno, è in follow-up mammografico ed ecografico da circa 20 anni. Il risultato dell'esame dimostra come non siano presenti cicatrici né masse palpabili. Un'attestazione che viene da chiedersi se fosse necessaria. Numerosi i commenti sotto il post di Sabrina Salerno. Sostegno ma anche indignazione. Ci si domanda infatti se fosse necessario arrivare a tanto per smentire voci e fake news. La vicenda apre una riflessione ancora più ampia su quanto il corpo delle donne sia sempre sotto giudizio, nel bene e nel male. Un corpo che parla sempre, ma che sempre, nel bene e nel male, viene messo davanti alla competenza. E questo accade soprattutto nell'ambito del mestiere scelto da Salerno. Una bellezza la sua che racconta come un'arma a doppio taglio. Da una parte mi ha dato tantissimo, dall'altra mi ha bloccato in una gabbia, racconta la showgirl. Non avete idea di quanti addetti ai lavori spesso invidiosi mi abbiano ostacolata. Ostacoli che a 55 anni Sabrina Salerno, anche con la pubblicazione di questo post, vuole superare definitivamente. E noi adesso chiudiamo la pagina di Treviso e apriamo quella di Belluno. E parliamo di sanità in primo piano, cantieri per 20 milioni di euro per opere finalizzate a concretizzare una sanità di prossimità. Nel quartiere generale dell'ULSS 1 Dolomiti il commissario Dalben ha aggiornato l'elenco delle opere che saranno realizzate grazie ai fondi del PNRR. Sentiamo. Sono 20 milioni di euro che vengono appunto finanziati attraverso lo strumento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 20 milioni importanti tra lavori di muratura e tecnologia che acquistiamo. Da Belluno a Feltre, da Pieve di Cadore ad Auronzo, cantieri prossimi o già in corso nelle strutture ospedaliere dell'ULSS Dolomiti che batte sul tempo le scadenze indicate dai fondi PNRR. 16 milioni di euro riguardano la realizzazione di case, ospedali di comunità e dei COT, cioè delle centrali operative territoriali che saranno l'interfaccia principale fra l'utente e i servizi sanitari o ospedalieri. Veramente una boccata d'ossigeno importante per la ULSS 1 Dolomiti che con questi 20 milioni appunto di interventi riesce a sistemare delle situazioni importanti. Entro il 2024 saranno completate le case di comunità a Belluno, Pieve di Cadore e Feltre, gli ospedali di comunità al Padiglione Guarnieri di Feltre, ad Auronzo e ad Agordo, mentre le centrali operative territoriali a Belluno e Feltre possono considerarsi pressoché concluse. Altri 4 milioni di euro grazie ai fondi PNRR serviranno per l'acquisto di apparecchiature per le radiologie di Belluno e di Pieve di Cadore, senza contare i cantieri già in corso per la sicurezza delle strutture ospedaliere, antisismica e antincendio. Un grande lavoro per la struttura tecnica dell'azienda sanitaria bellunese che sta affrontando con attenzione i problemi comuni alla sanità pubblica italiana legati alla carenza di professionisti e sta lavorando per rispondere alle esigenze del territorio attivando integrazioni con altre realtà della regione, soprattutto Padova e Treviso. Spero che questo tipo di interazione tra aziende sanitarie dia i frutti che mi pongo di ottenere. Sanità vicino al territorio, sanità vicino alla gente, questo potrebbe essere il suo motto? Sì, il motto è sanità di prossimità, cioè la gente di montagna ha necessità di una sanità appunto di prossimità che vuol dire portare il più vicino possibile i servizi.
Il Comune di Belluno ha chiesto alla società Nevegal 2021 una proroga di 30 giorni sull'accordo di acquisto irrevocabile degli impianti da perfezionarsi con scrittura privata. I termini scadevano oggi, ma l'esito della gara è ancora sconosciuto. È un argomento che oggi ha aperto il Consiglio Comunale, assente giustificato il sindaco De Pellegrin. Questo documento è impegnato a testare direttamente come funziona la sanità nel Veneto. Previso che in questo momento da Belluno, questa sera uscirà dall'ospedale e perciò da domani ci sarà con voi. Un problema di salute individuato e risolto in fretta ha costretto il sindaco di Belluno a qualche giorno di ricovero di convalescenza. I saluti di Oscar De Pellegrin sono stati portati al Consiglio Comunale dal vice sindaco Paolo Gamba, che nel pomeriggio ha aperto i lavori a Palazzo Rosso. Apertura dedicata al futuro del Nevegal. 2 domande di attualità presentate da Insieme per Belluno, Bene Comune e da Belluno di Più sono rimaste inevase nel giorno della scadenza della proposta irrevocabile di vendita a favore del Comune di Belluno. E non sappiamo cosa sarà dell'offerta vincolante che scade oggi e che evidentemente non potrà trovare risposta. Ribadendo il fatto che non condivido questa scelta di non ammetterla come domanda di attualità, presentiamo un'interrogazione a risposta orale. Parimenti ha fatto Belluno di Più, che si è riservato di presentare un'interrogazione. Peccato che una risposta ci sarebbe stata. Il Comune di Belluno avrebbe infatti chiesto a Nevegal 2021 una proroga di 30 giorni da perfezionarsi con scrittura privata, in attesa che la Commissione esamini l'offerta presentata da Dolomiti Strade e Nevegal 2021. Ma i tempi stringono e le risposte all'attuale proprietà devono arrivare a stretto giro per poter garantire la stagione estiva. Staremo a vedere. Sul fronte della difesa della sanità bellunese il clima pare essersi rasserenato. Abbiamo chiesto alla maggioranza di rivedere la loro posizione, se fosse possibile a questo punto ritirare entrambe la nostra mozione e l'ordine del giorno sulla sanità. Loro hanno accettato, per cui entrambe verranno ritirate nel Consiglio Comunale di oggi e si creerà un gruppo di lavoro per cercare di redigere un documento uniforme. All'Istituto Comprensivo di Ponte nelle Alpi il Questore di Belluno ha presentato agli alunni la nuova edizione dell'agenda scolastica Il mio diario, realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. L'agenda è destinata agli alunni delle future classi quarte degli istituti primari della provincia di Belluno. Il diario, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, si pone l'obiettivo di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità e di fornire un contributo nell'educazione al rispetto delle regole e i valori di convivenza civile discendenti dalla Costituzione. Ed era tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Ponte del 2 giugno, clima da inizio estate ma con occasionale instabilità. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì ci mostra un contesto buono, sarà infatti in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Tuttavia sui monti nel pomeriggio saranno possibili dei rovesci e temporali, per il resto assenti. Temperature stazionarie o in lieve aumento, minime tra 14 e 19 gradi, massime invece tra i 25 e i 28 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia. Anche qui sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso. Sui rilievi sarà più variabile, specie nelle ore pomeridiane, con temporali possibili poi anche fin verso qualche zona di pianura. Temperature minime tra 15 e 17 gradi, massime sui 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà più soleggiato al mattino, ma avremo frequenti addensamenti a seguire, associati a isolati rovesci. Temperature minime intorno ai 14-15 gradi, massime sui 25-28 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.